Bambini persi. Secco nome per nascita all'autismo. Costruisco pensieri per faticosamente districare nodi antichi che spengono vite impantanate nel vivere. Sacchi di spiegazioni abbiamo sentito, noi in attesa di vita ci perdiamo. Questo è l'incipit di un libro scritto da Piercarlo Morello, un autore di Volpago del Montello che ha raccontato la propria vita nello spettro dell'autismo e proprio con quest'opera si è laureato a Padova. Con una poesia quasi sconnessa che riesce a trasmettere un'emozione senza filtri, Piercarlo ci racconta la sua macchia. Qual è stato il primo grande risultato che hai ottenuto, secondo te? Andare a Padova. Andare a Padova, lui intende andare all'università. E cosa è stato per te andare a Padova? Studiare. Hai studiato tanto? Sì. Quante ore al giorno studiavi? 2. 2 ore al giorno? Forse anche qualcosa in più. Anche di. Le ore passavano. Sì. Come ti sei sentito quando ti sei messo quella corona in testa? Bene. Qual è il ricordo migliore che hai dell'università? Sei andato in Casa Perla. Ad abitare a Casa Perla, che sarebbe una casa per studenti. Un anno o 2? Un anno. Un anno. E su che cosa hai fatto la tesi? Sull'autismo. E che cosa hai portato di nuovo? La tua vita. Infatti, di nuovo è la sua vita. E questo libro? Sull'autismo. L'hai scritto tu? Sì. I tuoi genitori ti hanno portato verso la scrittura? Sì. Hai fatto anche sport nella tua vita? Sì. Cosa hai fatto? Gli 800. Corsa, quindi? Sì. E come Bene, ti sentivi quando bene. correvi? Bene. Dov'è che andavi a correre? A Montebelluna. Hai vinto anche? Sì. E come ti sei sentito quando hai vinto? Bene.